tessili e rifiuti speciali in sacchi neri abbandonati nei capannoni all'insaputa dei proprietari. I carabinieri forestali di Modena scoprono un business illecito tra le destinazioni dei rifiuti in molte province del Veneto. La moglie finisce all'ospedale per l'aggressione di un rapinatore che le strappa la collana. Il marito mette una taglia di 20.000 euro per risalire al bandito. Accade a Padova. Surreale doppia protesta a Padova. I lavoratori in appalto della logistica bloccano l'afflusso di merci ai punti vendita della Gottardo. I dipendenti del gruppo protestano contro i lavoratori in sciopero. Botte ai piccoli alunni durante le lezioni del Corano, disposti gli arresti domiciliari per l'imam 36enne bloccato 3 mesi fa nel Trevigiano. Resta in silenzio invece davanti al giudice 23enne arrestato 2 giorni fa a Padova. 44enne segregato in un cassone per 2 settimane nel Veronese. I 2 aguzzini patteggiano una condanna di 5 anni complessivi. Era successo nell'agosto dello scorso anno. Protesta provocatoria del sindaco di Santa Lucia di Piave contro la legge nazionale anticorruzione. Noi amministratori, dice, ingabbiati dalla burocrazia di questa norma, domani gli uffici comunali saranno chiusi. Aspettando l'arrivo di Monsignor Tomasi, domani sera puntata speciale di 40 da Mistro Rigo a Gardin, 4 decenni di vescovi di chiesa trevigiana nell'immagine dell'archivio storico di Antenna 3, tra gli ospiti Giancarlo Gentilini. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo con la cronaca e con l'operazione dei carabinieri forestali di Modena che hanno stroncato un traffico illecito di rifiuti tessili speciali, perquisizioni e sequestri in tutto il Veneto. Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati sin dalle prime ore di oggi dai carabinieri forestali in tutte le province venete, ad eccezione di Belluno. Dal Padovano al Veneziano, dal Vicentino al Veronese, dal Rodigino al Trevigiano, i militari hanno controllato capannoni e ditte di trasporti nell'ambito dell'operazione Penelope, che ha portato ad oggi al sequestro di oltre 9.000 metri cubi di rifiuti speciali di natura tessile, stoccati illecitamente in varie città del nord Italia, in particolare in Emilia-Romagna e Veneto. Nella nostra regione i militari hanno controllato 2 capannoni a Quinto Vicentino e Monticello Conteotto, nel Veneziano sequestri a Scorzè, mentre nel Trevigiano ci sono state perquisizioni in una ditta di trasporti. Il nucleo investigativo del gruppo Carabinieri Forestali di Modena, insieme ai colleghi di diversi comandi provinciali, hanno così stroncato un traffico illecito di rifiuti speciali costituiti da cascami e ritagli tessili prodotti nel comparto industriale manifatturiero di Prato. 2 le persone arrestate, altre 16 indagate. L'indagine era partita nel 2018, quando all'interno di un capannone industriale nel Modenese vennero rinvenuti circa 2.500 metri cubi di rifiuti tessili contenuti in sacchi neri per l'immondizia. Successivi approfondimenti, che hanno visto tra l'altro l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e di videosorveglianza, hanno consentito di accertare che gli scarti venivano smaltiti anche in altre località. Il meccanismo messo in piedi era ben oliato. L'illecito smaltimento consisteva nel trasformare attraverso fittizie operazioni di recupero i rifiuti speciali in materia prima secondaria o sottoprodotto per poi trasportarli e abbandonarli all'interno di capannoni. Questo all'insaputa degli ignari proprietari, che hanno così subito un ingente danno economico, senza contare quello potenziale che poteva scaturire da eventuali incendi del materiale stoccato. I 2 arrestati, da quanto ricostruito, avrebbero pianificato e gestito l'attività dedita alla gestione di rifiuti attraverso società di cui avevano l'utilizzo e il controllo, senza ricoprire però alcuna carica o ruolo. L'organizzazione poi aveva al suo interno autotrasportatori compiacenti e soggetti impiegati come manovalanza presso i vari capannoni di destinazione dei rifiuti tessili. Una donna viene aggredita nel garage sotterraneo in cui aveva parcheggiato l'auto e ora la famiglia mette una taglia di 20.000 euro per risalire al responsabile. La donna aggredita a ora di pranzo nel garage sotterraneo di Via Giotto, in pieno centro a Padova, ad alcuni giorni di distanza è ancora ferita e sotto shock e i familiari hanno deciso di offrire una ricompensa di 20.000 euro a chi darà informazioni che possono permettere l'identificazione dell'autore dell'aggressione. La rapina è stata violenta, il malvivente, nell'intento di strapparle di dosso la collana d'oro, ha ripetutamente strattonato e colpito la signora, facendola cadere a terra e causandole la frattura della seconda vertebra cervicale e contusioni in varie parti del corpo. Per lei i familiari hanno deciso anche una consulenza psicologica per farle affrontare il trauma. La signora sta molto male perché ha subito una frattura scomposta della seconda vertebra cervicale. Ha rischiato di rimanere paralizzata, è sconvolta. I familiari hanno già incaricato un psicologo che la assista, che la segua.
L'individuo è stato descritto alle autorità dalla signora come un uomo di razza bianca di circa 35-45 anni, alto 1,75 m, di corporatura tarchiata e robusta, con lineamenti facciali marcati. Quel giorno indossava un giubbotto o una felpa di colore rosso. Ogni informazione raccolta sarà girata alle forze dell'ordine e 20.000 euro sono una cifra molto alta. Episodi di una tale gravità che forse merita una cifra così importante. Perché la signora ha rischiato di morire a seguito di questa aggressione, in pieno giorno in centro a Padova. La signora non ha posto alcun tipo di resistenza, eppure ha subito un'aggressione di una violenza inaudita. Bandito armato e violento prende a sprangate il cassiere di un market, ma la reazione dei clienti consente di farlo arrestare dai carabinieri. Ha riportato gravi lesioni sulla testa, sul viso e in diverse parti del corpo. Se la caverà con 10 giorni di prognosi il cassiere 61enne di Spresiano del Despar, che ieri sera in prossimità dell'orario di chiusura, pistola puntata alla tempia, è stato preso violentemente a sprangate dal rapinatore, un 62enne sardo che voleva assaltare appunto il supermercato di via Cavour in pieno centro a Conegliano, a pochi metri dalla sala da tè assaltata pochi giorni fa. Quella adesso si riprenderà entro breve. E niente, vorrei fare un ringraziamento innanzitutto al cliente che si è prodigato insieme appunto al collega a cercare di fermare l'aggressore, ma anche alle forze dell'ordine che sono state prontamente e rapidamente qui sul luogo in modo da appunto chiudere il cerchio nel modo migliore di tutti. Subito arrestato infatti il bandito dai carabinieri, chiamati in centrale da un cliente che si trovava a fare la spesa al supermercato, mentre un secondo interveniva a difesa del cassiere scagliandosi impavido contro il rapinatore. È stata fondamentale la segnalazione al 112 da parte del privato cittadino, che ha permesso ai militari dell'arma che erano già presenti in zona di intervenire con tempestività e impedire la fuga al malfattore. Subito arrestato infatti il bandito dai carabinieri, chiamati in centrale da un cliente che si trovava a fare la spesa al supermercato, mentre un secondo interveniva a difesa del cassiere scagliandosi impavido contro il rapinatore. Quello di ieri è il quinto assalto in appena poco più di un mese a Conegliano, e sebbene il rapinatore seriale delle farmacie sia stato arrestato dalla polizia proprio in questi giorni, tra i commercianti le ore in negozio scorrono all'insegna del terrore. Alla fine più la paura che il danno in sé, perché comunque vedersi di soppiatto arrivare una persona così malintenzionata diciamo che non fa mai piacere. I cittadini non devono avere nessuna paura, perché noi abbiamo proiettato sul territorio un servizio di pattugliamento rinforzato e contiamo sulla chiamata al 112 di segnalarci fatti, movimenti o cose sospette, perché interveniamo prontamente. Doppia protesta oggi a Padova. I lavoratori in appalto della logistica bloccano l'afflusso di merci ai punti vendita della Gottardo. Dipendenti e commesse del gruppo protestano contro i lavoratori in sciopero. La scena è surreale. Da una parte ci sono i lavoratori che scioperano, dall'altra parte della strada altri lavoratori con striscioni e slogan manifestano la loro rabbia. Stesso luogo, stessa ora, motivi diametralmente opposti. In mezzo stanno le forze dell'ordine, quasi perplesse, a verificare che i due gruppi non entrino in contatto. Accade a Padova, motore del nord-est che non perde occasione per farci capire quanto sia complessa la nostra società. Qui contrapposizione non ce n'è, nessuno si è messo contro nessuno. Ci sono solo, ripeto, 5.000 famiglie, forse di più, in Italia che non possono lavorare perché non c'è merce da vendere e nessuno la consegna. Il primo gruppo di lavoratori in protesta è infatti composto dai dipendenti di una società di logistica che lavora per conto della Gottardo, del cui gruppo fa parte la catena Ticotà. Sono in sciopero per un'avvertenza relativa a un magazzino lombardo, ma lo stop imposto alla movimentazione delle merci sta mettendo a rischio l'attività dei negozi Ticotà, che potrebbero trovarsi a loro volta senza merce sugli scaffali. E qui scattano la paura e la rabbia dei dipendenti della Gottardo, che hanno deciso di scendere in piazza per far sentire la propria voce. La situazione che si è creata è una situazione abbastanza grottesca, perché lo si vede anche
dalle immagini un gruppo di lavoratori, maggior parte iscritti alla CISL, che sono usciti con 2 striscioni, ho scritto Tigotà, belli, puliti e profumati, dà l'idea della cosa farsesca che è stata messa in moto. Abbiamo il personale dei nostri negozi, che sono in tutto 4.300 lavoratori, che ci stanno chiedendo di dare l'ok ad andare in massa presso il magazzino di Broni a far sentire la loro voce. Queste sono iniziative che stanno prendendo i nostri lavoratori e le stanno prendendo perché sono stanchi e sono molto preoccupati per il loro posto di lavoro. I lavoratori vogliono lavorare. Basta, questo parla, questo qua. I lavoratori di Tigotà stanno difendendo il loro diritto di lavorare. Si è svolto questa mattina in tribunale a Padova l'interrogatorio di garanzia dell'imam arrestato per le presunte violenze sui bambini che gli venivano affidati per la scuola di religione nel centro islamico dell'Arcella. Sentiamo com'è andata. Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'imam originario del Bangladesh, arrestato pochi giorni fa dalla Digos di Padova per quanto avveniva durante le sue lezioni quotidiane nel centro islamico di via Jacopo da Montagnana all'Arcella. Il 23enne, sottoposto a custodia cautelare in carcere, è comparso davanti al GIP del Tribunale di Padova per l'interrogatorio di garanzia, assistito dai suoi avvocati, per difendersi dalle accuse di maltrattamenti sui minori. Ma ha scelto di non parlare. Non si spegne intanto il clamore per una vicenda che ha scosso tanto la comunità musulmana padovana quanto la città stessa. L'imam è infatti accusato di aver effettuato pressioni psicologiche molto pesanti e violenze fisiche nei confronti dei bambini che gli venivano affidati per le lezioni di religione islamica. I piccoli venivano puniti per ogni piccolo errore nella recitazione del Corano del centro islamico dell'Arcella, fino a quando la verità si è fatta strada dagli atteggiamenti dei bambini a scuola. La Digos ha dato il via alle indagini raccogliendo prove che risulterebbero schiaccianti per il giovane di origini bengalesi. Stesse accuse per l'imam di Pieve di Soligo nel Trevigiano. Oggi la decisione del Tribunale del Riesame che ha disposto gli arresti domiciliari. Omar Farouk, il 36enne imam della comunità bengalese di Pieve di Soligo, accusato di aver picchiato i bambini che frequentavano la sua scuola coranica, andrà agli arresti domiciliari. È quanto deciso stamane dai giudici del riesame in merito all'appello presentato dalla Procura di Treviso. E dei fatti di Pieve si è tornati a parlare negli ultimi giorni, alla luce anche di quanto accaduto a Padova con l'arresto di un altro imam, a sua volta accusato di aver usato violenza nei confronti dei suoi piccoli alunni. Dalle indagini è emerso che in passato avrebbe avuto contatti proprio con il centro islamico di Pieve di Soligo. Oggi il paese trevigiano si interroga su questi episodi che rischiano di coinvolgere ed etichettare negativamente, suo malgrado, un'intera comunità. Questo è un caso che produce molto dolore nelle comunità, credo soprattutto nelle comunità bangladesi o comunque straniere del territorio, perché l'atteggiamento di pochi non può essere comunque riversato sulle comunità che cercano invece l'integrazione di essere parte di questo nostro territorio. È importante, aggiunge poi il primo cittadino, un impegno di tutti. Sono atteggiamenti che vanno contro la nostra legge, che vanno contro le nostre regole e che non sono più accettati in questa nostra società e che sono perseguiti penalmente. Tante volte manca proprio una spiegazione di quelle che sono le leggi dei paesi per i quali dovremmo lavorare molto proprio per insegnare le nostre regole, e su questo dobbiamo lavorare sia come Stato ma anche come comunità locali. Intanto quanto accaduto a Pieve e a Padova viene duramente condannato anche dalla stessa comunità islamica. Per tutta la regione non va bene per niente per toccare bambino. Io ho studiato anche, c'è mio paese, c'è maestro, imam, tutto quanto, però non ho trovato mai botte. Niente botte. No, botte da mente di lascia i bambini no, assolutamente no, quello è sbagliato. Il 1° febbraio scorso tentò di dare fuoco alla giovane moglie connazionale di 19 anni. Un marocchino di 26 anni residente a Castelmassa è stato condannato oggi ad 8 anni di reclusione per tentato omicidio. Quella notte i carabinieri intervenirono nella casa dove i coniugi vivevano insieme al fratello di lui. La donna era cosparsa di liquido infiammabile e, secondo le testimonianze rese quella notte, era stata minacciata con l'accendino. I 3 avevano assunto alcolici in abbondanza. Il giorno dopo la ragazza ha voluto rimettere la querela e, ascoltata a dibattimento lo scorso 19 luglio, ha tentato di discolpare il marito. L'uomo era stato arrestato in flagranza e condotto in carcere, dove si trova tuttora in custodia cautelare. Oggi però all'udienza era presente, così come la moglie, che alla lettura del dispositivo ha iniziato a piangere a dirotto.
aveva tenuto segregata una bracciante agricola per 2 settimane dentro ad una cassa di mele in mezzo ad un campo sotto il sole ad agosto dell'anno scorso, e per questo un imprenditore altoatesino di 53 anni ha patteggiato in tribunale a Verona una condanna a 2 anni e 9 mesi di reclusione. Il suo aiutante invece, un polacco di 32 anni, ha patteggiato 2 anni e 4 mesi. I 2 imputati erano accusati di sequestro di persona. La vittima, una 44enne polacca con la quale l'imprenditore aveva avuto anche una breve relazione, era stata rinchiusa dentro un cassone per la raccolta delle mele in un campo nel veronese Somma Campagna di proprietà dell'uomo e liberata dopo 2 settimane da un intervento congiunto dei carabinieri e della polizia. I 2 imputati hanno anche risarcito i danni alla parte lesa con 26.000 euro. Voltiamo pagina, è stato ribattezzato il sindaco disobbediente, è Riccardo Szumski, primo cittadino di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano, che domani terrà il municipio chiuso come forma di protesta contro la legge nazionale anticorruzione, una legge, dice, che è aria fritta, sbotta appunto lo stesso primo cittadino. Noi qui cittadini che domani mattina, non avendo letto gli avvisi che noi abbiamo messo fuori per tempo, venissero, troverebbero l'anagrafe chiusa e l'ufficio urbanistica chiuso, quindi dovrebbero tornare indietro con perdita di tempo. Il nuovo nato, se vedrà la luce in quel di Santa Lucia di Piave, non potrà essere registrato e ancora non si potrà protocollare un atto nell'omonimo ufficio né chiedere un appuntamento con il responsabile dell'ufficio demografico, il sindaco, indisponibile. Nelle prossime 24 ore l'intero municipio di Santa Lucia di Piave sarà chiuso per tutti, con una sola eccezione, il morto. E già, si legge così nei cartelli perché la protesta è contro la nuova legge anticorruzione firmata dal magistrato Raffaele Cantone, legge che prevede come il sindaco, ad esempio, possa essere segnalato come ipotetico colluso solo per il fatto che dopo aver indetto delle gare d'appalto per la città è stato visto prendere un caffè al bar con un imprenditore del posto o essersi fermato a fare 2 chiacchiere con lui. Io sindaco che faccio il programma delle opere che intendo fare devo autocertificarmi che non ci possa essere un sospetto, capite? Un sospetto di possibile conflitto di interessi con una ditta che io conosco per qualsiasi altro motivo, anche perché faccio il medico o per qualsiasi altro che vado a bere il cappuccino al bar, e che quindi io possa avvantaggiarla e rendere imparziale la pubblica amministrazione. Santa Lucia come Porto Buffolè non sono Roma, sbotta Szumski. Una cosa che non si è mai sentita, che farà perdere ulteriore tempo, ma che è un'aberrazione. Pensate a applicarlo a comuni piccoli, non so i grandi, dove è più facile che ci sia la corruzione, diciamolo pure. Ecco spiegato perché tutti i quasi 30 dipendenti comunali nelle prossime ore seguiranno in contemporanea il corso di formazione anticorruzione, pagato naturalmente dal comune. Io non ho nessun conflitto di interesse, sono quelli previsti dalla normativa, non devono essere affini né parenti e altre questioni, e quelli non partecipano, non possono partecipare. Ma se io incontro e saluto uno per educazione per la strada e frequentazione abituale, ma finiamola di sfornare tutte queste cavolate, per favore. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, inizierà domenica mattina da Pederobba l'impegno di Monsignor Michele Tomasi alla guida della diocesi di Treviso. In preparazione di questo evento domani sera dalle 21:15 andrà in onda una puntata davvero speciale di 40 con le immagini storiche ed esclusive dei nostri archivi per raccontare la diocesi di Treviso dal vescovo Mistrorigo a Monsignor Tomasi, con uno degli eventi passati alla storia, ovvero la visita di Papa Giovanni Paolo II nella Marca. Aspettando il nuovo vescovo Tomasi è il titolo della puntata di 40 che venerdì sera dalle 21:15 racconterà 40 anni della Chiesa trevigiana attraverso le immagini storiche ed esclusive di Antenna 3. Partiremo dall'evento storicamente più importante per la diocesi e per la Marca tutta, l'arrivo di Papa Giovanni Paolo II a Riese in ricordo di Papa Sarto. In questo momento ho toccato la terra di Papa Sarto, di San Pio X. Tra le personalità che commenteranno la Chiesa trevigiana, dal vescovo Mistrorigo a Tomasi, Donaldo Danieli, che descriverà il percorso della diocesi visto dall'interno tra impegno parrocchiale e insegnamento al Pio X. La guida del vescovo di Chiampo, che partecipò alla rivoluzione del Concilio Vaticano e che affrontò quella dei costumi del 68, ma anche gli anni bui del terrorismo.
Poi il nuovo pastore da Lodi, che ancora oggi da emerito condivide la città con il secondo ospite di 40, quel Giancarlo Gentilini che di guide diocesane ne ha conosciute davvero tante, partendo da Monsignor Mantiero, vescovo della guerra e del bombardamento del 7 aprile 44, per arrivare a Monsignor Gardin, con il quale non nasconde la sua differenza di pensiero. Rivedremo i riti legati al passaggio tra un vescovo e il suo successore, l'annuncio in episcopio, il primo incontro ufficiale con il prevosto di Asolo nell'immagine del 1988, antichissima e primaria sede vescovile, ma anche, come nel caso di Monsignor Bruno Mazzocato, l'incontro nel 2007 con il neovescovo di Vittorio Veneto e compagno di seminario Monsignor Corrado Pizziolo. Voci, volti e soprattutto emozioni di una delle tante vicende trevigiane che solo le immagini dell'archivio di Antenna 3 riescono a raccontare, commentate al termine di questa puntata speciale di 40 da Andrea Passerini, una delle pene pungenti che dall'inizio degli anni 80 hanno fermato su carta la storia di Treviso e della sua provincia. A tutti abbiamo chiesto di dare un suggerimento al nuovo vescovo che da Pederoba domenica mattina inizierà il suo cammino alla guida della diocesi trevigiana. E per sapere cosa hanno risposto non resta che sintonizzarsi su Antenna 3, venerdì sera dalle 21:15 per lo speciale di 40, aspettando il vescovo Tomasi. Domani dunque puntata di 40, mentre domenica Antenna 3 seguirà l'arrivo di Monsignor Tomasi a Treviso, una lunga edizione straordinaria, collegamenti costanti lungo il percorso del Vescovo e ospiti in studio per commentare questa speciale giornata per la città. La Fiera Franca di Bassano è da sempre l'occasione per dare il benvenuto all'autunno nel segno della tradizione e per tracciare qualche bilancio. Tocca una galinetta per vedere che uovo che fa. Ecco. Capito? Proprio a differenza delle altre che ho a casa. Perché non è convinto che questa sia una... tipo diversa, è un po' particolare. Ed ecco arrivare il giovedì della Fiera Franca, dove, come da radici secolari, gli allevatori portano le loro bestie in città per mostrarle ai compratori, concludere un affare, tessere rapporti di lunga durata con i commercianti e contadini. O meglio, questa era la Fiera Franca prima che il mondo cambiasse, tutti si velocizzassero e il mercato assumesse contorni ben differenti. Oggi la fiera resta legata a questa tradizione solo in minima parte, ma l'occasione di incontro, quel desiderio, bisogno ancestrale di ritrovarsi al di fuori delle piazze virtuali, fa sì che la fiera continui ad esistere, al di là della logica. Questo è Pippo, è un poledo di 2 anni che l'abbiamo portato giù, e viene da lontano, siamo venuti da Ferrara qua per fare il mercato. Ecco, ancora ha senso una Fiera Franca, un mercato di bestiame come erano decenni fa, o è solo un modo per stare assieme? A venire qua a questo mercato è una cosa, un senso, perché è una cosa che si fa tutti gli anni, che già il nostro papà 10 anni fa, 20 anni fa aveva sempre tante bestie qua, veniva sempre giù da Bolzano apposta, però è una cosa, un'usanza che non la vogliamo perdere, anche per il merito del papà che è anche morto 8 anni fa, perciò veniamo tutti gli anni qua a fare la fiera con qualche animale. E come ogni occasione che guardi alle radici e al contado, non mancano i personaggi più diversi e la manifestazione di vicinanza uomo-animale che risale all'inizio delle civiltà. È un animale semplice, però non è facile trovare un animale così di carattere buono, mansueto e una cosa grande. Ecco, senta, per lei è praticamente quasi un animale da compagnia. Siamo come fosse mia figlia, anche di più. I bassanesi qui mi conoscono e sono un appassionato di tutti gli animali. E dopo di lei, però questo qua è un animale che ha un dono particolare. L'interesse dei bambini per gli animali, in età pre-smartphone, segnala che questo istinto sia molto forte nel rapporto uomo-animale, così tenacemente coltivato nei millenni. E nel nome della passione per la terra e l'allevamento, queste fiere sono sempre un'occasione per fare dei bilanci. Un anno difficile soprattutto per me dal punto di vista dalle mancanze mie degli animali in Maiga, però sì, questo mi sembra di capire che questo è il presente e il futuro. Quindi... Ecco, il futuro perché non ci sono risposte sulle predazioni. Sì, esatto, non c'è risposta, quindi ne prendiamo atto e testa alta e lavorare.
Si parlerà di cinema e del Veneto Film Commission negli Stati Uniti questa sera 20:10 e la puntata condotta dal nostro direttore Luigi Baccialli vedrà la giornalista Valentina Martelli, corrispondente Rai da Los Angeles, come ospite. Con il Veneto è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Bentrovati al meteo. Quella di venerdì 4 ottobre sarà una giornata grigia e non si esclude qualche piovasco. Vediamo nel dettaglio cosa ci dice la previsione. Sul Veneto sarà più soleggiato al mattino, ma col passare delle ore la nuvolosità sarà in aumento. Il cielo risulterà coperto un po' dappertutto e sarà possibile anche qualche isolato e debole fenomeno sul Bellunese. Clima decisamente autunnale con temperature minime tra 5 e 13 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo anche qui sarà via via più nuvoloso nella seconda parte della giornata, anche con qualche pioggia di debole intensità e a carattere sparso. Temperature minime tra 7 e 12 gradi. I valori massimi invece saranno compresi tra i 16 e i 17 gradi. Situazione sostanzialmente identica sul Trentino Alto Adige, con molte nubi ovunque e anche con isolati acquazzoni, specie sui settori di confine. Temperature minime sui 7 gradi, massime sui 16 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.